non sono varchi ermetici e chi conosce la città sa bene come bypassare un varco. C'è da dire però che il cittadino deve fare lo sforzo di capire qual è la ratio del provvedimento. Varchi triplicati, così come saranno triplicati i controlli delle forze di polizia. La decisione del sindaco di Treviso Mario Conte, che blinda la città ma in modalità soft, in modo da non impedire gli accessi ma gestire i grandi flussi del weekend, ha già i suoi detrattori, a cui il sindaco oggi risponde: si accettano suggerimenti. Piuttosto che protestare è meglio contribuire in un momento particolarmente delicato per uscire tutti uniti da questa emergenza sanitaria. In mattinata intanto si è concluso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura, sempre alla presenza del sindaco. Un incontro in cui è stato precisato che le forze dell'ordine saranno riorganizzate per garantire il rispetto delle nuove regole tra ordinanza e DPCM, soprattutto nel presidio dei confini comunali. Ovviamente l'obiettivo cambia, adesso abbiamo la necessità di verificare i confini dei comuni, le fasce orarie sono modificate, probabilmente il centro storico deve essere alleggerito, bisognerà fare, ecco, uso questo termine, ma insomma non sarà una militarizzazione, ma insomma una cinturazione dei centri maggiori dove c'è il richiamo di persone di fine settimana, ecco, quindi abbiamo ricalibrato un pochino quelle che sono le ipotesi, diciamo, di lavoro. Questo weekend sarà il banco di prova per i varchi trevigiani che puntano ad alleggerire la presenza in centro. Lunedì invece ci sarà un nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza.